Ma se qui si presenta una donna cosa succede? La cacciamo subito perché la nostra festa è dedicare un giorno anche a noi, no? 2 agosto, festa degli uomini, anzi no, nella Marca rigorosamente degli omini, come cita la maglietta. Qui siamo a Possagno, ai piedi del Tempio Canoviano, ma la ricorrenza dedicata a questa metà del cielo oggi era festeggiata un po' dappertutto nel Trevigiano e non solo. Ma qui c'era la differenza, che nello specifico sono i 50 anni della prima, per così dire, edizione. Dal 50 anni che viene fatta aperta al pubblico. Qualche anno prima già la faceva il fondatore Nico Fantuzzo. I gazebo come ogni anno montati alle 5 e dalle 7 in poi festa grande con gli inevitabili brindisi accompagnati da uova con pancetta. Ma attenzione, rigorosamente solamente 2 le uova e mai strapazzate. Ma le uova, questa da dove salta fuori? Le uova è ovvio, no? Il simbolo più attinente. 2 agosto, uova, benissimo insomma. Il francesismo cita l'editto di Napoleone agli ussari, che notoriamente giravano in calzamaglia e senza mutande, con il risultato che il rigore militare doveva uniformare tutto e tutti anche lì, mettendo tutto a gauche, ovvero a sinistra. Imposizione che i veneti prontamente e ironicamente trasformarono in Dode agosto. Che sia stata una festa unica nel suo genere a Possagno lo testimonia anche il diploma in ceralacca che i partecipanti si sono portati a casa per, come dire, confermare alle signore l'avvenuta celebrazione della mascolinità. La moglie mi ha detto vai pure a fare la festa, so che è la festa di uomini. Cosa gli ha detto la moglie? La moglie è contenta Perché? gli attributi importanti sono